la verità è che se stasera fossimo in pullman con l'1-1 non avremmo rubato niente per come sono andate le due partite, però questi sono i playoff, sono la prima volta che li giochiamo e bisogna imparare a saperli interpretare. Ancora una volta il traguardo era lì, ma è sfuggito, senza però lo schianto finale come in gara 1, e questo forse brucia ancora di più. Finisce 88-83 con l'impressione di nuovo che sia mancato davvero poco per agguantare quella che sarebbe stata una vittoria preziosissima. Treviso torna da Bologna sotto 2-0 nella serie che la vede esordire ai playoff e con la speranza di poter ribaltare tutto a cominciare da lunedì al Palaverde. Il menù di coach Menetti c'è e si è visto anche in partita. Equilibrato il primo quarto, negativo il secondo, ma la De Long nel secondo tempo non ha perso mai di vista l'obiettivo. Sento che abbiamo lottato, abbiamo veramente dato tanto in questa partita. Abbiamo dimostrato di poter competere con loro, se non addirittura di vincere. Nel finale abbiamo forse sbagliato qualche libero di troppo, qualche errore di comunicazione ci ha impedito di arrivare fino in fondo. Troppa ingenuità nel finale e quei tiri liberi mancati a cronometro fermo con gli avversari sopra soltanto di 3. Ecco cosa ha condannato Treviso in un match sembrato ampiamente alla portata. Una squadra giovane con molte inesperienze ma che sta capitalizzando la lezione. Come dire, non è finita qui. Ogni partita per noi è una scalata dell'Everest senza bombole, non è che ricominciamo dall'alto e abbiamo l'ultimo pezzettino da fare, non è che basta il tiro libero di Imbro, no, noi dobbiamo ricominciare da capo, torniamo al campo base e senza le bombole dobbiamo così scalare questa cima per noi incredibile, però ci crediamo.